Celebrerò la messa alla Madonna Grande, è un luogo dove ci affidiamo in maniera particolare a Maria, dove sempre i trevigiani si sono affidati in tempi difficili della loro storia alla protezione e all'aiuto e all'intercessione di Maria. Sarà un momento in cui io sarò magari da solo in chiesa, ma sarò assieme a tutta la diocesi per pregare insieme al Signore e per dire che siamo uniti in Lui e con Lui ce la faremo. Sarà una Quaresima difficile, ma per questo ancora più autentica. Se la fede è prima di tutto condivisione, comunità, ai cristiani oggi viene chiesto uno sforzo ancora più grande ed una capacità di adattamento nuova. Così, per chi avrà bisogno di seguire la Santa Messa della domenica, Antena 3 domani offrirà una doppia celebrazione. Al mattino alle ore 11 dalla Basilica di San Lorenzo, il Duomo di Mestre, con il patriarca Francesco Moraglia. E poi al pomeriggio dalla Chiesa di Madonna Granda di Treviso con la messa officiata da Monsignor Michele Tommasi. La chiesa che per tutti i trevigiani è diventata simbolo della devozione a Maria, particolarmente invocata nei momenti più difficili, in guerra e carestia. E così, 40 giorni che precedono la Santa Pasqua, il sacrificio più grande, quello di rinunciare alla nostra libertà, se lo vorrete, sarà vissuto assieme. Come insegna Monsignor Tommasi, prepararsi insieme a dare qualcosa di sé per celebrare la vita, la risurrezione, la speranza. È la gioia profonda di annunciare e vivere il Vangelo in questo nostro mondo.